Quaderni di cultura sarda, numero 3. Questo numero 3 dei quaderni della cultura sarda li dedichiamo ad un lavoro sulle pinnette. Prima di iniziare a parlare delle vere e proprie pinnette vorrei dire due parole sul fatto che questo lavoro vuole essere innanzitutto un omaggio e un pensiero a coloro che li costruirono e alla fatica del lavoro continuo e faticoso del pastore, il quale, vivendo da solo nel suo podere, con il suo gregge, deve per forza di cose costruirsi un riparo per sé e per il bestiame, per cui inizia dall'affrontare la realtà del paesaggio raccogliendo le pietre di cui è circondato, crea un recinto per gli agnelli, un recinto più grande per le pecore, un recinto allungato per la mungitura e un recinto circolare come base della sua abitazione pinnetta. Partiamo facendo un salto nell'archeologia della Sardegna, partendo quindi dall'età del bronzo. In epoca preistorica siamo nel villaggio di Palmavera, analizziamo come costruivano nel villaggio di Palmavera un cilindro in pietra come base della capanna, sul quale poi vengono infissi i primi 4 pali a formare un cono, e poi un intreccio di pali continuo fino a coprire. Qui vedete anche un modello di capanna rettangolare, vedete i particolari del villaggio di Palmavera. Questo siamo passati al villaggio di Serra Orrios, che non sono altro che un insieme di pinnette, come vedete, base in pietra e copertura in materiale deperibile, quale legname, canne, eccetera. Qui partiamo dalla realtà odierna. Analizziamo prima un gruppo di pinnette costruito con base cilindrica in pietra e ricoperto in legname e frasche e canne. Questa è la pinnetta che si trova all'Saspru, eccola qua. Poi abbiamo un gruppo di pinnette alla base della collina su cui sorge la località di Saspru, nel comune di Siligo, eccolo qua. È un gruppo di capanne e di pinnette, quindi costruito con la base cilindrica in pietra, e la copertura conica con materiale deperibile quali legname, cannette, frasche, giunchi e di tutto. Questa è una pianta rettangolare, sono un insieme di pinnette una vicina all'altra, quasi a formare un villaggio vero e proprio. Erano già in stato di abbandono, come le potete vedere nelle fotografie realizzate ormai più di 20 anni fa, per cui oggi non so cosa ci sia rimasto di queste pinnette, ma questo è un elemento anche di documento per come, vedete qua, per come i pastori nel loro lavoro quotidiano con la pastorizia, a contatto con la natura, avevano necessità di costruirsi delle abitazioni temporanee quindi per sé e per il suo bestiame. Adesso continuiamo a vedere le foto di questo villaggio di pinnette ai piedi, vedete in lontananza il Monte Santo. Questo è un particolare di una di queste pinnette, con questo è l'interno, col tetto che come vedete ormai va quasi completamente in rovina. Questo è l'ingresso di una di queste. Possiamo vedere la maestria nel sovrapporre le pietre per formare gli stipiti dell'ingresso vero e proprio. Questa invece è una pinnetta ancora resiste vicino al lago del Cuga, sulla strada di Uri, che ha una bella caratteristica. Qui siamo passati invece ai recinti per pastori e per il bestiame, ma quelli della zona della Barbagia, dove viene utilizzato tavole e rami di ginepro. Ecco, qui ci siamo tornati. Abbiamo questo, vedete più da vicino, anche questo è semidistrutto. Qui siamo tornati al Cuga, facciamo un po' di... e questo è il palo che accompagnava sempre con i rami, che serviva per appendere gli utensili da lavoro del pastore, che era quasi sempre vicino all'ingresso della propria pinnetta. Questa è una delle pinnette vicino nel villaggio di Tiscali, e con l'ingresso ad una pinnetta a riparo con pali, vedete, pali di legno di ginepro.
affastellati l'uno all'altro fino a fare un vero e proprio spessore trattenuto dalla pietra a vista che vedete. Qui siamo nella piana di Giave, nel declivio che va verso, nel pendio che va verso la piana di Giave. Questa è la roccia di Petra Mendalza cosiddetta, nelle cui vicinanze c'è un vero e proprio gruppo di pinnette particolari che vengono utilizzate nell'area di Giave, Corsuina e Romana. Queste pinnette sono completamente in pietra, hanno base circolare sempre, ma copertura conica tutta ricoperta in pietre, solo uso di pietra. Questa è una parete dell'interno, questo è uno caratteristico sull'accu all'esterno, questa è una pinnetta, vedete c'è una bella lastra come architrave e una copertura è tutta compatta e fitta in pietrame, con l'interno a base circolare e con una copertura quasi a tolos come un nuraghe vero e proprio. Qui vedete quel gruppo di pinnette a distanza, qui invece una più da vicino, siamo nell'area di Corsuine, questa invece a Campogiavesu, questa è vista da dietro, questa è sempre la stessa vista verso l'ingresso, sono 4 o 5 immagini sempre della stessa pinnetta in ottimo stato di conservazione, inutilizzata ma in ottimo stato di conservazione. Questo la dice lunga per la maestria con la quale i nostri pastori si costruivano l'abitazione. Qui passiamo a delle turricole, eccola qua una di queste turricole, negli Oliveti Sassaresi, che sono un insieme massiccio di pietre, quasi se si trattasse di uno spietramento vero e proprio. Vengono avvicinate insieme, hanno una pianta all'interno piccola, una piccola stanza circolare con volta anche qui ogivale, e l'esterno rinforzato con questi gradoni percorsi da uno scivolo elicoidale che ci gira attorno fino ad arrivare alla sommità. Abbiamo finito questa carrellata sulle pinnette della Sardegna. Ringrazio quanti vogliono, mentre guardano queste immagini, pensare veramente a chi le ha costruite, a quanta fatica sono costate. È un mondo pastorale che va sempre man mano scemando, e ormai vediamo queste pinnette che costruiscono i bed and breakfast, oppure addirittura come ristoranti definiti le pinnette, che sono delle costruzioni obbrobriose che richiamano alle pinnette della pastorizia sarda, ma che non hanno niente a che vedere con quello di cui noi abbiamo parlato sinora. Grazie di tutto e soprattutto grazie ai nostri pastori che le costruirono.